Inché 2 de marzo, terza domenica di Quaresma, ma la vedremo qui in comette, fa la cassola del carnevale e Quaresima, non ti ricordi? No, senti, terza domenica, quella di Abramo, dopo quella di tentazione e della Samaritana, almeno nel rito ambrosiano, con la croce che ricorda che ci si prepara alla passione, morte e poi risurrezione di Gesù, con altri simboli depositati ai piedi dell'altare, i ceri, il libro aperto, il libro certo, il libro della parola, su cui si medita, si riflette in questo tempo, la parola, la preghiera, il digiuno, il sacrificio, la carità, il tutto sullo sfondo del Signore presente nel pane e nel vino. Ed ecco che anche nelle varie chiese hanno predisposto appunto anche con questi lumini accesi che simboleggiano l'importanza dello stare svegli, del vigilare in attesa della Pasqua. Chi se ne andrà in chiesa appunto ad Union, a Casinamata, a Paderna, a Inciran, e comunque vi auguro a tutti un buon proseguimento di Quaresima e ognuno che la viva come il Signore gli ispira. Ciao a tutti!